Formazione professionale è aspetto puntualmente sottolineato nell'ambito economico-produttivo alla luce delle sfide proposte da un mercato sempre più impegnativo. In Veneto risulta ambito di eccellenza, carente però, e qui sta il paradosso, di un'opportuna legislazione, come sottolineano le realtà associative di ispirazione cristiana rappresentate da Forma Veneto, nel complesso l'85% del settore, per lanciare dalla nobile Sala Rossini del Caffè Pederocchi di Padova una raccolta di firme a sostegno della proposta di una legge regionale di iniziativa popolare. Chiediamo sostanzialmente due punti fondamentali. Una programmazione pluriennale del sistema della formazione professionale. Una programmazione che almeno abbia un respiro triennale, primo. Secondo, una certezza per quanto riguarda i finanziamenti. Con difficoltà, in un momento in cui anche le regioni soffrono di questo problema di riduzione degli stanziamenti, la Regione del Veneto cerca quantomeno di sopperire con difficoltà a quelle che sono le nostre esigenze. Compreso l'ultima notizia che abbiamo avuto in questi giorni, in cui ci assicurano che prima di Natale ci sarà un stanziamento non a livelli che ci aspettavamo, ma comunque significativo per far proseguire l'attività della formazione professionale nel Veneto. 20.000 ragazzi che accedono alla formazione professionale. Negli ultimi anni sappiamo che è esploso questo numero. Se pensiamo che in Italia in questo momento sono 250.000 i ragazzi che affrontano questi percorsi, ci rendiamo conto che è una risposta ad una domanda, per cui informando correttamente le famiglie, il territorio, riusciamo a chiedere alla politica di dare stabilità a questa progettualità. Oggi viene riconosciuta alla formazione professionale, anche nel documento della buona scuola, la capacità di intervenire per l'integrazione, anche per dare risposte in termini occupazionali contro la dispersione scolastica. Noi pensiamo che se in Veneto raggiungiamo nelle regioni del nord attorno al 10-11%, dove non c'è il sistema di formazione, pensiamo alla Sardegna, siamo al 25% di dispersione. Credo che la Regione Veneto deve fare uno sforzo in questa parte ultima della legislatura per fare la legge sulla IFP, perché se no non siamo primi, ma perché siamo quasi di ultimi, perché già la Lombardia ha fatto la sua legge, l'Emilia Romagna ha fatto la sua legge, a questo punto credo che non è che l'ha fatta pure la Calabria, quindi dobbiamo, credo, avere questo impulso per nobilitare la nostra formazione professionale, che è un modello importante.